Vedete Duilio, Ines, io per conoscere una coppia in generale chiedo anche delle cose meno materiali, no? Meno scontate, tipo ad esempio quali sono i vostri sogni? Dottore, se le contassi i miei sogni lei non esisterebbe neanche perché io non sarei sposato e quindi non avrei bisogno di terapia. Vedi quanto cancro così? Sai qual è il problema di mio marito, dottore? No. Che respira. No, allora non facciamo così, cerchiamo di portare innanzitutto del rispetto. Io parlavo proprio dei sogni, quelli che fate la notte, no? Ad esempio i sogni quando sognate la notte, sì, dormite, sognate, come dire, l'attività onirica notturna, capito? Onirica, mi va una volta ogni notte. Anche a bagno. Perché si sveglia ma non ordinaria, onirica, i sogni che fate, quali sogni fate? Tipo il suo ultimo sogno. Maria Vedi mi fa venire in mente adesso l'ultimo sogno che ho fatto di una cosa sorprendente. Allora, parola chiave, sparagi. Asparagi. Asparagi. Sì. Si dice asparagi in italiano? Sì, italiano certo che sì. Io ero invitata a un matrimonio su una villa che si chiamava Villa Asparagi. Sai, che è il simbolo sparago, no? Tutti i lampioni erano a forma di asparagi. Sì, ma non è mai una coincidenza. Immaginavo, mangiava foglia, no, dei asparagi, no. Perché insomma arrivo, c'è un buffet predisposto, con i tramezzini hai Asparagi, risotto hai asparagi, certo. con cocktail hai asparagi, qui cosa quando mai detto mangiamo un cocktail con asparagi, non ti mai un cocktail con asparagi. Vado in bagno, verso la finestrella, mi corso dietro che ci sono campi pieni di asparagi, tutti i tipi verdi, bianchi, pieni di asparagi, no? Due tipi che ne hanno E una signora che tirava su, che parecchiava a massi di asparagi. Su quello esco dal bagno, mi cado davanti, ho un bambino che ha un masso di asparagi in mano. E lui mi guarda e scampa via, va ancora in mezzo al campo di asparagi. È un bambino intelligente, se la prima cosa che fa vedendolo è scampare, è un bambino intelligente. Sì, vabbè, concentriamoci su dei tramezzini asparagi per correre dietro al bambino, no? E su quello mi arriva addosso una nuvola di mussati, là mi sveglio, va, intuizione, ho ancora i penoti. In quel momento ho capito, dottore, che io nella vita precedente ero una signora che lavorava in fabbrica e sono morta soffocata da un mussato. Scusi, e gli asparagi? Cosa che hai asparagi? No, dico, lei ha detto, parola chiave, asparagi, no? All'interno del sogno è ricorrente la figura degli asparagi. Pieni di asparagi, E quindi cosa significano secondo lei questi asparagi? Qui ma ha ascoltato cosa le ha detto? La signora qua a fianco ci ha appena raccontato che è morta lavorando in fabbrica perché ha mangiato un mussato. Ho capito, signor Duilio, ma dice asparagi, continuamente asparagi, per cui ma cosa c'entra asparagi? Mandarmi di asparagi, ti ho detto che sono scomparsa. Abbiamo una vittima, abbiamo un cadavere che la signora che è morta le sta dicendo che è angoiata una sparago. Ma la signora che è morta è sua moglie. Ma non ha ingoiato, lasci stare. Comunque una bella interpretazione. È un'interpretazione curiosa se non altro. Lei invece, signor Duilio, cosa ne pensa del sogno della Ma credo che dal suo sogno ho capito molte cose, anch'io io credo che nella vita precedente devo essere stato un mussato che ha copato una che lavorava in fabbrica. Copate!